Un incendio divampato verso le 6 di questa mattina a San Giovanni Natisone ha distrutto il centro collaudi del CATAS. Si tratta dell'istituto italiano che si occupa di certificazione, ricerche e prove nel settore legno-arredo ed è anche un polo di eccellenza per la ricerca e l'analisi nel settore agroalimentare, industriale e ambientale. Danni ingentissimi. Notevolissimi, perché era la parte più produttiva, era il 40% del lavoro nostro. Quanti dipendenti conta la CATAS? 47, di cui 3 a Lissone, ma qua tutto il resto. Nessuna persona è rimasta ferita, si è sviluppata una grande quantità di fumo che si è diffuso nei dintorni. Le fiamme sono state notate in tutta la zona e più persone, automobilisti in particolare, hanno chiamato la centrale dei vigili del fuoco. Alle 6:30 circa di stamattina, quando è giunta la richiesta del nostro intervento, quindi hanno operato più squadre, 5 squadre, sia provenienti dal comando di Udine che dal comando di Gorizia, quindi operazioni che andranno avanti sicuramente gran parte della giornata. Il rogo ha investito gran parte della struttura, si parla di quanti metri quadri? È un capannone che ha una superficie pari a circa 2000 metri quadrati, dove venivano effettuate delle prove di laboratorio su elementi in sedie, quindi prove meccaniche sostanzialmente, quindi è andato completamente distrutto. Che cosa può essere successo? Stiamo valutando adesso, perché una volta terminate tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza faremo delle valutazioni. Il capannone era realizzato con strutture in cemento armato precompresso e con una copertura, con elementi secondari di copertura in legno lamellare, quindi travi in legno che sono cadute a terra, hanno bruciato e quindi la combustione andrà avanti per parecchie ore. Ieri appunto mi diceva che stavate discutendo di un allargamento. Di questo reparto qua, perché ultimamente stava crescendo di lavoro, questo segno anche che si intravedeva una ripresa, ma lavoro sia in Italia ma specialmente all'estero. Adesso tutto questo per il momento adesso si è bloccato e come vede tutto, molto è andato in fumo. Sul posto anche Italpol, carabinieri e polizia per accertamenti e indagini.